Lucio Fontana, uno degli artisti che ha rivoluzionato l'arte nel Novecento a livello internazionale, ha spesso colpito chi lo conosceva e gli incontri con Lucio Fontana sono stati spesso descritti in vario modo, in modo piuttosto efficace da Tommaso Fontana, solo omonimo del grande artista, nel suo Il vissuto dell'arte, 40 anni di collezione, memoria di un collezionista, e descrive: spesso ero solito incontrare in via Senato un signore molto elegante che in inverno indossava una pelliccia di lupo grigio. Qualcuno mi disse, quasi con spregio, che quello era l'artista Fontana, quel di Beuys, quello dei buchi. Questa immagine, ancora così viva nella mia mente, mi spinse a conoscere quell'artista e le sue opere. Infatti, verso la metà del 1966, grazie ad alcuni amici, conobbi Fontana nel suo studio di Corso Monforte. La conoscenza di un uomo così carismatico e la possibilità di visitare il suo studio, stracolmo di tele bianche e colorate con buchi e tagli, di enormi sfere di bronzo forate, quelle che erano chiamate nature, di ceramiche barocche e non, mi fece capire che l'arte andava verso altri obiettivi, proprio come il mio essere collezionista. Avevo conosciuto un genio ed ero rimasto folgorato sulla via dell'arte contemporanea. Fontana, con grande pazienza, chiarì tutti i miei dubbi su quell'arte, sottolineò l'importanza per un'opera di essere considerata attuale. Infatti, non era più necessario, secondo lui, produrre un'opera secondo canoni tradizionali, ma l'opera d'arte doveva tendere verso nuovi materiali e nuove tecnologie. Tutto era stato prodotto in arte e solo coloro i quali avevano il coraggio di uscire dagli schemi tradizionali potevano essere veri artisti contemporanei, in quanto innovatori. Lucio Fontana, oltre a elargire consigli preziosi, incoraggiava i giovani artisti acquistando le loro opere o proponendo scambi con sue opere che venivano da questi subito rivendute. Nel suo studio era possibile incontrare tutti gli artisti d'avanguardia di passaggio a Milano. Tentai di comunicare tutto ciò agli amici d'allora, ma questi erano molto legati alla pittura del Novecento italiano e demolivano invariabilmente ogni mio entusiasmo. Ricordo che una volta un noto gallerista mio amico, che frequentavo assiduamente, mi mostrò un pezzo di polistirolo che serviva per appendere con le puntine gli articoli dei vari giornali, dicendomi: guarda, questa è un'opera del tuo maestro Fontana. La conoscenza di questo protagonista dell'arte contemporanea mi aveva in qualche modo sconvolto e mi aveva spinto a conoscere sempre meglio il mondo che gravitava intorno all'arte contemporanea di allora. Continuavo a frequentare le gallerie più tradizionali, discutevo delle mie ultime esperienze a contatto con quell'arte completamente innovativa e forse, come da mio carattere, prendevo in maniera molto decisa una posizione critica verso alcuni valori allora sulla cresta dell'onda. Ripetevo sempre che la pittura del Novecento era sopravvalutata e che lo stesso Morlotti, per non parlare dei vari Cassinari, Guttuso, Brindisi, Migneco e tanti altri, non avrebbero mai avuto un posto importante nella storia dell'arte. In quegli anni avevo conosciuto Paolo Seno, anch'egli frequentatore della Galleria Bergamini, che divenne mio caro amico e che vedevo spesso. Ricordo di averlo incontrato a metà degli anni '60 in corso Vittorio Emanuele. Aveva un bellissimo quadro di De Chirico della serie I Gladiatori da vendere. Paolo Seno cominciava a fare un po' il courtier seguendo i consigli di suo zio Aldo, vecchio ristoratore veneziano, che aveva conosciuto nel suo locale molti artisti contemporanei che capitavano a Venezia per la Biennale. Tra le persone con le quali allora avevo dimestichezza, Paolo fu l'unico a condividere il mio entusiasmo verso le opere di Lucio Fontana. Un giorno Giulio Bergamini, tutto preso dall'arte del Novecento, disse di avere nel suo magazzino di via Borgonuovo, nello stesso edificio dove si trovava lo studio del pittore franco-francese, un quadro di Fontana che avrebbe venduto con piacere. Andammo con Paolo Seno e Giulio Bergamini in questo magazzino e tra tanti quadri polverosi finalmente fu trovato un bellissimo quadro di Fontana giallo con buchi e pietre. Paolo Seno prese il quadro in conto vendita
e dopo un po' di giorni riuscì a venderlo e dette a Giulio Bergamini la somma pattuita di 400.000 lire, realizzando così un grosso guadagno.